Adunata degli Alpini del 2018, Vittorio Veneto si candida ad ospitare le Penne Nere. Per il centenario della fine della Grande Guerra, la città della Vittoria farà richiesta affinché gli alpini sfilino tra le vie di Serravalle e Ceneda. Un ricordo per coloro che soffrirono durante quegli anni, un modo per dare luce alla città dove si svolse l'ultima battaglia della Prima Guerra Mondiale. Stiamo così convincendo, cercando di convincere gli alpini perché inoltrino la domanda per la Giornata Nazionale. Ricordare i ragazzi del 99 e i cavalieri di Vittorio Veneto sarebbe la cosa più bella. Gli alpini della sezione di Vittorio Veneto sono già pronti per fare la richiesta al Consiglio nazionale. Siamo sempre pronti, siamo disponibili a portarla avanti, anche perché la storia dice Vittorio Veneto sicuramente. Spero che ce la concedano, anche se abbiamo dei problemi logistici. Sarà una dunata del Piave che porterà alla memoria i luoghi dove si svolse il conflitto lungo le sponde del fiume sacro alla Patria. Unirà tre sezioni: Vittorio Veneto, Conegliano e Valdobbiadene. Vittorio Veneto e anche le zone limitrofe, il Piave, il Montello, tutto il fronte di sfondamento qui che ha portato alla fine della Prima Guerra Mondiale. Penso che siano zone da rivalutare. Ma la richiesta della sezione di Treviso di ospitare la dunata del 2017 potrebbe compromettere il sogno di Vittorio Veneto. Avevamo parlato della Giornata del Piave, però Treviso adesso si è candidato per il 2017 e penso proprio che non possono darla a Treviso e anche a Vittorio Veneto un anno dietro l'altro. E il primo cittadino di Vittorio chiede alla sezione di Treviso di fare un passo indietro. Treviso ha avuto già 2 adunate nazionali. Penso che ricordare con la Giornata Nazionale Vittorio Veneto nel 2018 la chiusura dell'evento bellico della Prima Guerra Mondiale sia una data nazionale.